Una buona serata a tutti i telespettatori di TV7 Match, benvenuti, buona serata. Allora, l'avevamo annunciato la settimana scorsa, 7 anni fa, tra il 31 ottobre e il 2 novembre, quindi del 2010, l'ultima tragica alluvione del Veneto, 14.000 ettari di territorio praticamente sconvolto, 550.000 residenti interessati, ci furono anche delle vittime, una tragedia che sconvolse veramente la nostra regione. Parleremo di acqua dunque questa sera, parleremo anche dell'acqua che non c'è in questi ultimi mesi, dunque la siccità in particolare nell'ultimo mese di ottobre con delle precipitazioni praticamente assenti, ma parleremo poi anche nella nostra ultima parte di trasmissione della situazione economica, del lavoro, dei piccoli artigiani, dei commercianti che sono ancora in difficoltà, mentre la grande distribuzione prolifera ancora, malgrado i consumi non siano ancora ripartiti. Intanto presento gli ospiti di questa nostra prima parte della trasmissione, dunque inizio come sempre dalla mia sinistra, abbiamo Claudio D'Ascanio, buonasera, buonasera. È direttore della CIA del Veneto, Buonasera. la Confederazione Italiana Agricoltori, grazie di essere qua. Al suo fianco il professor Luigi Dal Paoso, docente di ingegneria idraulica all'Università di Padova, professore emerito, grazie di essere qua anche lei. Grazie a voi. Al suo fianco il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno, e grazie anche a te di essere qua con noi. Al suo fianco Giampaolo Bottacina, buonasera Bottacina, assessore all'ambiente e alla protezione civile della regione del Veneto, e poi l'ingegnere Italo Saccardo, dirigente del servizio idrologico dell'ARPAV, dunque l'agenzia regionale per l'ambiente, diciamo così, del Veneto. Allora con loro ovviamente parleremo di alluvione, di acqua e di quant'altro, ma come sempre in apertura alla nostra trasmissione abbiamo una parte dedicata alle ricorrenze storiche. Allora abbiamo la sigla di Memorandum, vediamo di che cosa parliamo stasera. Memorandum, storia e memoria. 31 ottobre 1993. Muore a Roma Federico Fellini, è considerato uno dei più grandi registi della storia del cinema. 1 novembre 1954. In Algeria scoppia la rivolta contro la Francia coloniale. 3 novembre 1942. Finisce la seconda battaglia di El Alamein, 9.000 morti, 15.000 feriti, 35.000 prigionieri. 4 novembre 1979. Studenti sciiti attaccano l'ambasciata americana a Teheran, prendono in ostaggio 52 persone. E allora iniziamo da Federico Fellini, la sua scomparsa nel 1993, il 31 di ottobre, era nato a Rimini nel 1920. Noi lo ricordiamo, introduciamo questo argomento con un pezzettino di uno dei suoi film più famosi, e cioè La dolce vita. Vediamo. My goodness. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto.
Silvia, ma chi sei? Listen. Silvia. Allora, eccoci qua, siamo rientrati in studio, una scena famosissima questa, un giovanissimo Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, un film che ha fatto epoca. Dascani, oggi se entriamo con i piedi nella Fontana dei Trevi... Se non l'hanno colorato di rosso, insomma, ormai... Beh, credo che al di là della Fontana, un personaggio Fellini, per i ricordi, insomma, va un po' recuperato, nel senso che come tante cose non si colgono al momento in cui avvengono, poi nel tempo si ha la capacità di leggerle in maniera diversa, perché probabilmente quando si esprimeva io non ero in grado di apprezzarlo fino in fondo, quindi alcune cose poi naturalmente puoi sentire personale, però credo che comunque abbia letto a modo suo bene tutto un percorso di quell'Italia che cresceva, che si sviluppava, quindi senz'altro è stato un grande testimone e anche un artista importante. Certo. Professor Dal Paos, allora, La dolce vita, un film che ha segnato un'epoca e che ha mostrato anche una realtà di Roma in particolare, no? Beh sì, penso che io ero abbastanza giovane allora e non ero sicuramente in grado di valutare dal punto di vista dei contenuti questo film. A me sembra che questo regista sia stato un grande, un'eccellenza, come ce ne sono tante altre da noi. Probabilmente gli italiani hanno un caratteraccio da questo punto di vista, tendono a buttarsi giù piuttosto che a tirarsi su, e forse sarebbe meglio far valere queste capacità maggiormente di quanto mi sembra non avvenga in tutti i campi. Certo. Certo, Bottacin, lei chiaramente diciamo insomma, è un giovane che come dire, Fellini l'ho conosciuto soprattutto per i film, no? Assolutamente per i film, ma poi La dolce vita magari vedendolo anche oggi si coglie appunto questo mettere insieme la crescita economica, il dopoguerra, gli anni 60, con una certa decadenza morale, no? Che è stata sottolineata in quel film. E viene da dire che mai cosa fu più azzeccata da questo punto di vista, ma così come molti altri film di Fellini, a volte anche autobiografici, ma che rappresentavano bene quest'Italia che stava subendo una metamorfosi pazzesca, mostruosa da dopoguerra in poi, con degli aspetti positivi e come al solito anche con degli aspetti negativi che magari lui è riuscito a sottolineare in maniera eccellente grazie insomma, al suo valore, certo. Assolutamente spero eguagliabile, ma non facilmente eguagliabile, insomma. Ingegnere Saccardo, vuole aggiungere qualcosa? Lei ha qualche ricordo legato a Fellini? Io ricordo degli ultimi film che quelli che abbiamo visto, sì, per questi li abbiamo visti, abbiamo avuto in bianco e nero, li abbiamo visti dopo e indubbiamente questo ripercorrere della storia, poi soprattutto delle sue origini romagnole, quello soprattutto negli ultimi film veniva fuori, quindi veniva fuori la realtà di quello che era l'Italia in quel momento, anche certo. Tante guerre. Professor Casen, uno dei più grandi registi del cinema. Sì, è uno dei più grandi registi perché aveva molta fantasia e soprattutto perché ha una dote particolare. Sicuramente usciva da una guerra terribile ed era
diciamo, fuggito, tra virgolette, a Milano inizialmente per andare a studiare legge, e poi invece era un abile vignettista, poi migrò a Roma successivamente perché Roma era l'attrazione di tutta la provincia italiana, perché c'era il cinema, perché c'era un sacco di cose, c'era un'iniziativa, nasceva un'economia completamente diversa. La Dolce Vita fu peraltro messa all'indice. Il vescovo di Genova, mi pare, addirittura minacciò la scomunica a chi fosse andato al cinema a vedere questo film, perché offendeva soprattutto quella nomenclatura vaticana che c'era a Roma a quell'epoca, e quindi, diciamo, dava molto scandalo. Lo stesso Fellini, quando poi si confessò con un sacerdote gesuita che si chiamava padre Taddei, che io conobbi, si mise a piangere, perché dice non si era accorto di aver fatto così tanti danni, ma danni non ne fece in realtà, perché se era all'indice allora oggi si può dare tranquillamente al pomeriggio con i cartoni animati, perché nulla di quello che noi vediamo in questo film dà scandalo. Ci sono ormai, la cinematografia è andata ben oltre, no? Ma in questo film ci sono un sacco di personaggi che diventeranno famosissimi, per esempio il fotografo, il paparazzo, è un padovano, e Fellini io lo conoscevo perché ci conoscevamo molto bene, e lui faceva il militare. Fellini ha detto finisci il militare, mancavano 3 mesi, finisci pure il militare, poi ti prendo comunque a far parte del gruppo, appunto. E lui, lo vediamo adesso, è il paparazzo, che poi sarà il famoso, diventerà paparazzo il nome, questo darà il nome a tutti quelli che cercheranno di rubare con la fotografia situazioni un po' diverse dal solito. Ed è la Roma dell'epoca, ed è la dolce vita, perché dopo la grande guerra siamo nell'epoca dove la dolce vita diventa l'emblema dell'esserci, il diventare qualcosa, di poter godere la vita. È il primo momento dove la gente cerca di trovare un'alternativa. E in questa alternativa abbiamo tutti i pro e i contro e tutte le contraddizioni di un'epoca dove la morale era molto bacchettona, e naturalmente la trasgressione anche solo cinematografica poteva determinare una certa presa di posizione da parte del clero. Ma poi naturalmente Fellini si espresse in dell'altra maniera, ma già usciva dalla Strada, che era un altro film che aveva già preso l'Oscar. Io ho avuto modo di conoscerlo al centro a Roma, e subentrai nel suo ufficio quando ancora sulla parete erano attaccate tutte le vignette della La voce della luna, che aveva appena finito di girare, e lui era abituato a fare tutte le inquadrature disegnandole prima e poi fornendo questi disegni all'operatore che faceva le inquadrature. Lui preparava già l'inquadratore a livello di bozzetti. Bene, allora andiamo avanti. 1 novembre 1954 inizia la rivolta algerina contro la Francia coloniale, primo atto di una guerra d'Algeria che terminerà poi solo dopo 8 anni. La battaglia di Algeri è un film di Gillo Pontecorvo, 1966, e ne vediamo un pezzettino anche qui c'è il colonnello Mathieu che spiega ai paracadutisti francesi come è organizzato il fronte di liberazione, e dice anche di ricorrere alla tortura per ottenere delle informazioni. Ma sentiamo. Ne risulta che negli ultimi 2 mesi si è raggiunta una media di 4,2 attentati al giorno, in essa inclusi le aggressioni individuali e le esplosioni. Come al solito i termini del problema sono: primo, l'avversario; secondo, il metodo per distruggerlo. Ci sono 80.000 arabi nella Casbah. Sono tutti contro di noi? Sappiamo di no. In realtà c'è solo una minoranza che si impone col terrore
e la violenza. Questa minoranza è l'avversario che dobbiamo isolare e distruggere. Chiudete anche laggiù. È un avversario che si sposta in superficie e in profondità, con metodi rivoluzionari ben collaudati e con tattiche originali. Avanti, Martelli. È un nemico anonimo, irriconoscibile, mischiato a 1000 altri che gli somigliano. Lo troviamo ovunque, nei vicoli della Casbah, nelle vie della città europea e nei posti di lavoro. Queste sono riprese effettuate dalla polizia. Le macchine erano nascoste alle uscite della Casbah. Si è pensato che questi film potessero essere utili, e sono utili infatti, per dimostrare l'inutilità di certi metodi, o almeno la loro insufficienza. Ho scelto questi film perché sono stati ripresi nelle ore che hanno preceduto alcuni recenti attentati terroristici. Quindi tra tutti questi arabi, uomini e donne, si trovano i responsabili. Ma quali sono? Come si fa a riconoscerli? Controllare i documenti è ridicolo. Se ce n'è uno che li ha in regola, è proprio il terrorista. Ecco qua. E allora, questo qui è un film che porta poi ai giorni nostri, no? Cosa dice l'assessore Bottacino? Ah beh, vedere, sentire questo passaggio di questo film porta assolutamente ai giorni nostri, cioè calza perfettamente con la situazione che dobbiamo affrontare tutti i giorni. Fra l'altro io naturalmente lungi da me pensare che l'Italia sia esente, il fatto che non sia mai accaduto niente in Italia penso sia dovuto anche al fatto delle nostre forze dell'ordine, che spesso le critichiamo, ma io credo che stiano lavorando molto bene, non controllando i documenti come dicono perché sono i primi che ce li hanno a posto, ma lavorando a livello di intelligence, e sono riusciti anche a isolare dei soggetti che insomma stavano tramando pesantemente. Questo però non può farci abbassare la guardia, e il pericolo è proprio questo: non sappiamo chi sono mimetizzati e purtroppo sono pronti a colpire in qualsiasi momento, sono in mezzo a noi e il problema è difficilissimo. È assolutamente di attualità, incredibile questo passaggio di questo film, lo potremmo veramente calare ai giorni nostri. Beh, comunque è anche una situazione che forse per certi versi spiega anche la situazione francese, no? La Francia, che è sempre stata, ha avuto un ruolo importante, che è stata colpita dal terrorismo, ma che ha un passato coloniale piuttosto importante. Cosa dice Lascani? Beh, diciamo che questo è un momento un po' diverso da quello che viviamo adesso. Qui siamo nel periodo dell'uscita dal colonialismo, per cui in molti paesi l'uscita avviene in maniera, diciamo, soft, tranquilla, senza problemi. Penso al grande tema sull'India, dove lì passano dal colonialismo a una vita diversa. Qui in realtà è molto più complessa la cosa, perché è una grande applicazione del terrorismo. Qui vediamo proprio che il terrorismo viene veramente praticato in maniera fortissima, però in realtà è il fronte nazionale quello, diciamo, che in maniera più forte combatte la presenza dei francesi. In realtà combatte in maniera molto forte anche le stesse forze moderate arabe, cioè, quindi ci sono tantissime vittime anche all'interno del mondo arabo. In realtà la matrice è più ideologica del fronte nazionale, e quindi sicuramente non accetta l'aspetto invece religioso degli arabi e dei musulmani. Quindi lì si scontrano diverse cose, oltre all'aspetto, diciamo, della battaglia contro i francesi. E lì per la prima volta, credo, in maniera classica, in maniera esplicita, viene riconosciuto il valore della tortura come metodo di lotta, sia da una parte che dall'altra. Io non in quegli anni, qualche anno dopo mi sono incrociato su un libello un po' duro, devo dire, di Frantz Fanon, che è l'ideologo praticamente del movimento I Dannati della Terra, si chiamava. E
effettivamente credo tanti si sono ispirati poi a queste vicende in maniera dura. Chiaro, io devo dire che per fortuna ho rimosso questi momenti, perché sinceramente si parla di 300.000 morti in quella vicenda, quindi sono cose che per fortuna sono lontane, chiaramente non vanno assolutamente ripetute e non vanno neanche dimenticate. Neanche ricreate le condizioni perché queste ritornino. Certo, Ser Carlo, l'importanza di ricordare. Cosa dice? Allora, io ho un ricordo dell'Algeria, però 30 anni dopo questi fatti. Una profonda, nella popolazione, una profonda ostilità verso lo straniero. Tant'è che ho questo ricordo che ero insieme con un amico in viaggio dal Marocco alla Tunisia, e lui andò dentro una bottega di latte per comprare il latte. Non gliel'hanno dato perché aveva la faccia d'americano. Io invece ero più magro, con la barba un po' lunga, sembravo arabo, sono andato dentro e me l'hanno dato immediatamente. Ecco, questo per dire come queste cose vengono profondamente da lontano nella popolazione, questa ostilità che ci sarà stata verso l'aspetto colonialista, ma verso l'americano in particolare quella volta, a suo tempo. Professor Casen, cosa possiamo dire allora di questa rivolta? Qui, vabbè, il film La battaglia di Algeri, ma diciamo che non è un atto dovuto da parte degli algerini, perché sono a casa loro, perché sono stati colonizzati, perché i francesi hanno tolto agli algerini in decenni di sottomissione del popolo algerino, hanno portato via tutto. Io sono stato nel 72 e nelle banche c'erano ragazzini di 15 anni che allo sportello, perché mancava al popolo algerino una generazione che potesse stare allo sportello, non era in grado di poter gestire delle operazioni bancarie di livello minimo. Quindi, come tutte le nazioni che sono state schiavizzate, si sono ben guardati i francesi di mandare a scuola gli algerini, perché probabilmente quella rivoluzione sarebbe successa qualche anno prima. Ci furono, quello che non si parla in questo film è degli attentati francesi. Io sono stato a Sucaras, e a Sucaras c'era una stazione dove questi personaggi che abbiamo visto prima hanno fatto dei macelli, perché quando è arrivato il treno hanno messo delle bombe, e da in cima c'era una collina vicino alla stazione, e da in cima alla stazione i sopravvissuti venivano mitragliati. È chiaro che se queste cose fossero state fatte a casa mia avrei reagito alla stessa maniera. Non è che gli algerini sono diversi da noi, hanno un senso di patria anche loro, hanno un credo che somiglia un po' al nostro, ma insomma tutto sommato ci si può anche mettere d'accordo. E siamo nel 72, quindi pochi anni dopo la liberazione dell'Algeria, quando finalmente De Gaulle, che era persona saggia e conosceva bene i suoi francesi, dà un taglio, e dopo che viene lasciata libera l'Algeria, De Gaulle ha a sua volta un attentato che si salva per un pelo. Ma io ero a Sucaras e ho un incidente stradale. Vengo ospitato in un ospedale e naturalmente con i mezzi che avevano, per cui faccio recuperare dal mio camper, avevo una scatola con medicine, e quindi chiedo che mi portino le medicine che c'erano in questa vettura, e le do all'ospedale. Poi quando esco vado in un albergo e chiamo l'ambasciata italiana, perché chiaramente ho un po' di difficoltà di denaro. L'ambasciata italiana dice: non c'è problema, lei prende il treno, venga ad Algeri, siamo a distanza di 700 km, che le possiamo anticipare 45.000 lire dell'epoca, che vuol dire, non so,
500 euro di adesso, ecco, con tutte le problematiche che c'avevo, quindi una macchina disastrata che ho lasciato lì, eccetera. Quando sono tornato in albergo ho cercato di vendere le cineprese, la macchina fotografica, e quando una persona mi ha avvicinato, dice ti porto io dove lo possono comprare, e difatti me le hanno comprate a un prezzo peraltro molto superiore di quello che avevo comprato, perché evidentemente era una merce rara. E poi al pomeriggio la stessa persona, un ragazzo, è venuto a prendermi, mi ha portato a casa sua, nella sua famiglia, e mi ha trattenuto per 7 giorni, fin tanto che sono riuscito a organizzare la partenza e sono andato via. Non ha voluto nulla, io gli ho regalato tutto quello che potevo dargli e tutto il resto. E questi erano gli algerini del 1972. Certo, certo. E lo sono tuttora. Poi è chiaro che se uno Stato finanzia dei disgraziati, perché tutto il mondo è fatto di disgraziati, e contemporaneamente finanzia i loro oppositori in maniera tale che non trovino mai un accordo, è la situazione che una volta diceva sotto il vecchio impero romano divide et impera. Ma queste lotte che ci sono nel mondo musulmano sono lotte finanziate e volute dall'Occidente, perché se no noi il petrolio non l'avremo mai più. E allora l'indipendenza dell'Algeria è un atto dovuto, ma quello che mi meraviglia è che i francesi hanno fatto una rivoluzione gridando liberté, fraternité, non aveva stato il contrario. E hanno sempre agito al contrario. Per loro valeva questo principio, ma per gli altri no. Cosa dice Paolo, sei d'accordo? Ma io penso di sì, perché ho scritto con riferimento a Napoleone, no? Che molti glorificano, ma qualche storico definisce come il primo criminale di guerra moderno. E anche lui o i suoi soldati, entrando a Venezia, gridavano no, libertà, fraternità, egalité, solo che appunto verso gli altri questi concetti non erano applicati, tant'è che quando poi andarono alla spartizione o alla ricostituzione dei vecchi stati che erano stati, come dire, destabilizzati, l'unico stato che non fu ricostituito fu la Serenissima. Esatto. Probabilmente meritava, perché era fortemente decadente, ma insomma questo anche dovrebbe far riflettere, no? Ma decadente, decadente rispetto lo hanno voluto perché torno a ripetere, ricordare la Lega di Cambrai, tutta Europa, tutta, nessuna esclusa, contro Venezia, e hanno perfino perso. Non so se mi spiego. Non so, a volte rimango allibito. Abbiamo una città fantastica e noi stessi non riusciamo a capire che cosa è successo qui a distanza di pochi chilometri. È diventato una sorta di Pompei, un museo che tutti vanno a guardare, e che invece non è rimasto niente nella memoria degli abitanti. Questo mi preoccupa molto. E questa è stata la decapitazione, giustamente iniziata da Napoleone, ma poi proseguita con i Savoia, dove la storia delle regioni italiane è stata cancellata per creare una storia fasulla a livello nazionale. Bene, allora andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito e dopo parleremo anche della battaglia di El Alamein. A tra poco.